Un contadino si mette a piovere, ecco il trattore sul campo, ciapa, gira il trattore e torna in rio, piove sempre di più, arriva a casa sul cortile con sto trattore, so femmina la moglie, non l'ha in letto con il suo vicino di casa, è meglio mio, e il suo vicino di casa in letto insieme, senti il trattore va la moglie, le come Mario, veloce scampa per la finestra, tutti i suoi vestiti e scampa, per la finestra, ma non ti vede come che Dio piove, me ne mi sotto a piove, scampa che sto qua, me Mario, e ne pianta fuori a tutti i donne, fa fuori a tutti i donne, sparissi, salta dalla finestra, cioè salta dalla finestra, oh, piano terra, no per fortuna, salta dalla finestra, va in strada, in quel passo un gruppetto di loro che fa footing e si butta nudo in mezzo, no, con i vestiti e scarpe da casa parte, no, si mette a correre anche lui in mezzo di loro per mimetizarsi, dopo 100 metri lo guarda, ma ascolta, ma ti, corri tu sempre nudo? Ah sì, mi corre sempre nudo, ma perché? Ah, perché lei mi purifica il corpo, mi suga i sudori, ti senti più rilassate, scarica la tensione e poi tu metti l'aria che ti ciapa nudo. E avanti, dopo un altro 100 metri, scusa se ti disturbe, ma cosa ti fa quei vestiti per una parte e scarpe da che altra, ma perché ti porta dentro i vestiti? Da mi porta dentro, perché tra mio che arriva in paese nudo, mi fermi qua finito di correre, mi vestisce e mette sulle scarpe prima di arrivare in centro, no? Porco canno che vai a pensare. Un altro 100 metri ancora. Ascolta, ma perché da sul profiatico? Lo mette su quando che piove.